Qua facciamo un piccolo parco. Splendido! Tropico sta diventando... Più globalisti, 45%, che vergogna. Vediamo un po'. Amato dai capitalisti. Ancora i globalisti sono indifferenti. Che dobbiamo fare per loro? Vediamo. Villa al mare. Fornisce spazio a una singola famiglia di turisti agiati. Queste ville... Oh, finalmente si sono decisi i nostri costruttori a finirle. Un'altra taverna. Subito. Facciamo un altro ufficio di costruzioni. Qua giù. Sbrighiamoci. Perché non si lavora qui? Che cosa vi manca? Oro e bauxite. Il bauxite ce l'avete qua. Potete andare anche voi a prendervelo a piedi. Non incominciamo. E qua l'oro, che se ne produce tantissimo. Ci sono gli uffici dei trasportatori. Non avete scuse adesso. Non ci sono scuse. Non potete non fare le cose come si devono. Questa cosa è messa qua da 50 anni. Nessuno che se ne frega niente. Vediamo qua. Arrivano sempre un sacco di soldi. Oh, 20 cittadini sono arrivati a Tropico. Chi è questo? Sì, dimmi. Leader industriali. Questo è il migliore. Uno dei tanti che ci loda. E ok, che cosa dovevamo fare? Qualche ufficio dei trasportatori in più. Dei camionisti qua, come si chiama? Istruzione rapida, $73.000. E noi possiamo fare tantissime cose. Hotel con terme, possiamo fare quello che vogliamo. Però il problema è cosa fare. Ma qua abbiamo messo di tutto. Possiamo mettere gli uffici, li abbiamo posizionati. Il canale TV adesso c'è anche. A livello di crimine qua sono le persone a posto. Stazioni di polizia ci sono. Guardate, qua ce n'è una. Ah, questa la devono finire, ok. $114.000. Abbiamo un nuovo laboratorio. Ed era ora, visto che devo svecchiare i miei cocktail. Forse potrò scambiare qualche idea e qualche ricetta con quei cervelloni. E scommetto che avranno da imparare. Costruita sull'acqua, fornisce spazio per 20 famiglie di turisti. La qualità del servizio dipende dalla bellezza e dalla sicurezza. Che c'è qua? Oh, qua c'è un altro pezzo di isola. Ma qua si può costruire? No, non penso. Si possono fare i ponti su Tropico. Ah, appunto. Vediamo. Ok, questo l'abbiamo messo. Io metterei qualche altro appartamento in più. Qua ce ne sono diversi. Per esempio 1, 2. Qua non lavora nessuno. L'efficacia degli edifici di intrattenimento aumenta di 20. Perfetto. Qua non lavorano. 46%. Ma com'è possibile? Va sempre meglio. Edifici religiosi. Volete un'altra cattedrale? Ve la metto. Cioè, questo è il problema. Mettiamone un'altra. Qua la prima cattedrale è laggiù. Facciamone un'altra qua. Vediamo se ci entra. Perfetto. Sacrifichiamo un attimo qua questo raccolto. Purtroppo è a metà. Va bene, 47%. Sto cercando di alzare drasticamente questo valore. Oh, vediamo un po'. Facciamo un altro ufficio di costruzioni. Adesso siamo belli collegati, guardate. Possono arrivare i lavoratori tranquillamente alle zone qua per costruire. Partono sempre nuovi voli. Vediamo quanti senza tetto ci sono. 106. Eccoli qua. Vogliono esserlo perché le abitazioni ci sono tutte elettrificate. Infatti adesso sono quasi tutte piene. Ne volete ancora? Guardate, adesso sono quasi tutte piene. Perfetto. Se volete, appunto, ecco, sono quasi tutte piene. Perfetto. Allora ne faccio ancora. Facciamone ancora. Appartamento. 1, 2. Ecco, qua perfetto, i ricchi stanno incominciando. Se mi date il tempo, io inizio a fare le cose. Cioè, se mi date qualche segnale, appunto, seguo questa scia. Ok. Tutti i turisti. Tutti quelli che lavorano. Chi è questo? Presidente? Questo dovrebbe essere arrestato e non lo vogliono, non lo arrestano. Ma com'è possibile? Vediamo un po'.
Riduci il livello di soddisfazione. Sta missione... Presidente, tu sei un padre benevolo No, questa missione io non la porto non la porto a termine. Qua siamo strapieni. Ufficio di camionisti, mettiamone 2. 1. Comunque ragazzi, in tanti mi scrivete migliora la rete stradale, migliora la rete stradale. La rete stradale non si può migliorare più, perché queste strade vengono migliorate solo se si costruiscono degli edifici vicino. E comunque siamo belli collegati, guardate, ci sono delle strade davvero che uniscono tutto il nostro... Che uniscono che appunto completano tutta la nostra isola. In tutti i modi siamo collegati perfettamente. Perché manca elettricità qui? Quanto ne stiamo generando? Allora basta, mi sono stancato con questa centrale geotermica. Vediamo dove la possiamo fare. Dove si fa questa centrale? Oh. No, perché non è possibile sempre con questa energia elettrica che viene interrotta. Però ecco, la mettiamo qua perché anche se dovesse eruttare il vulcano non la colpirebbe. La finiamo subito, tanto $18.000. Ma questo caldo è normale o c'entra la nuova centrale geotermica dell'isola? Nessuna delle due, cari ascoltatori. È solo che da un momento all'altro l'uomo dei miei sogni entrerà in questo locale. Uomo dei sogni, se mi stai ascoltando... Ragni tropicali Gli Stati Uniti ci inviano un aiuto sostanzioso insieme all'Unione Europea. Vediamo se sta centrale geotermica entra finalmente a lavorare. Vediamo un po'. Perché sta centrale nucleare non è possibile che rimane sempre a secco. Guardate. Adesso tutto è fermo. Tutto è fermo. Perché non lo so. Ci sono sempre problemi. Qua guardate un po' quanto uranio che c'è qua fuori. Non riescono a prelevarlo. Qua c'è una protesta. Le cose si stanno mettendo male, ragazzi. Presidente, come sai? Va bene, ora li provochiamo, però... Sono infuriato. Non c'è bisogno. 41... Niente, ragazzi, la partita sta precipitando. La partita sta precipitando perché per tanti motivi siamo arrivati a un livello bassissimo di approvazione. Le fazioni... I militaristi ci amano, i capitalisti anche. E tutti gli altri il problema, che sono tantissimi. I comunisti adesso sono indifferenti, questo è il problema. Che non ci stanno sostenendo più. I globalisti sono questi scadente. E dobbiamo emanare questi due editti. Dovremmo fornire a... E qual era l'altro? Presidente, l'Unione Europea. Non me lo ricordo. Ah, quanto mi manca. Allora, vediamo un po'. Qua l'aeroporto. E perché poi vedete, quando manca l'elettricità bisogna ricominciare. Vediamo un po', generata a 940. Niente, questa centrale nucleare deve iniziare a lavorare di nuovo. Siamo fermi, maledetti questi trasportatori. Niente, se si ferma appunto tutto, non riescono a portare... Se non riescono a portare uranio direttamente alla nostra centrale, siamo fregati, veramente. Io non so cosa fare, perché non dipende da me trasportarlo. Vediamo. Niente, no. Oh, finalmente ha ripreso a funzionare, gliel'hanno portato. Però questi attimi non ci devono essere. Infatti adesso io collocherò altre strutture. Dov'è? Vediamo dov'era questa centrale qua. Ecco, ne collochiamo altre. Una, due. Queste non inquinano perché c'è addirittura la zona apposita per evitare l'inquinamento. Ecco. E eliminiamo poi quella centrale nucleare. Comunque, qui le persone sono sempre più tristi. Guardate, un po' che insoddisfatte. Sono sempre più tristi. Addirittura persone che sono... dicono morte per mala sanità. Stiamo facendo il possibile. Ci abbiamo messo... Cioè, mi sembra anche un altro ospedale da queste parti. Non c'è, però adesso lo metto. Vediamo un po', lo mettiamo qua perché potrebbe servire a queste persone che vivono qui. Lo finiamo subito. Proviamo a finire anche subito questi appartamenti. Ecco. Perfetto. Dobbiamo provocare i ribelli. Provochiamoli così almeno abbiamo un po' di
Sono infuriato. da parte dei nostri militaristi. Ecco che arrivano. Qua che cosa hanno distrutto? Una torre di guardia, va bene. Bacino di carenaggio che funziona poco. A livello di commercio vediamo se possiamo esportare qualcosa. Gioielleria agli Stati Uniti, 1. Lana, no? Latte in Medio Oriente. E basta per adesso. 44%. Ok. Abbiamo 4.000 dollari. Qua non si lavora non so da quanto. Ragazzi, veramente siamo fermi. Presidente, fuori fa così caldo. È arrivata anche la siccità, ragazzi. Anche la siccità. Perfetto. Veramente stiamo andando proprio alla grande. Stiamo andando alla grande perché quest'isola è stata veramente... intanto guardate che spettacolo che sono riusciti a finire qua. L'hotel con terme. Nonostante tutte le catastrofi che ci sono arrivate addosso, ora dobbiamo patire anche la sete. Vogliono far evadere probabilmente tutti qua. Infatti guardate questi qua. Vogliono far evadere i loro compari che sono qua dentro. Allora, c'è la siccità, quindi dobbiamo irrigare tutto. Purtroppo ora mi devo mettere a irrigare tutte le piantagioni. Eccole qua. E quindi abbiamo patito di tutto e di più in quest'isola. Però adesso stiamo iniziando a sentire davvero i dolori, perché stiamo vedendo la soddisfazione generale che sta diminuendo drasticamente. Scusate, so, è un po' insopportabile sto rumore, non lo devo fare. Ok. Allora, abbiamo irrigato tutto, facciamo altre abitazioni. Nel totale caldo afoso tropicano. Altre abitazioni facciamole, così facciamo tutti felici. La prigione. Ecco, gli gettiamo anche un po' d'acqua. Tutto qui quello che sai fare? Ok, 47. Stiamo cercando di tirare con i denti su. Qua non stiamo producendo perché cosa gli manca? Bauxite ce l'hanno, è l'oro. Portalo l'oro da laggiù. Ce ne vuole. Eccolo qua. Anche perché l'oro, eccolo qua, lo lavorano qua vicino, quindi probabilmente glielo porteranno tutto qui. Vediamo qua se possiamo mettere qualcuno. Ah, agli Stati Uniti ci mandano altri soldi, perfetto. Questa elettronica. Ok. Vedete, ho impostato il timer per vedere un po' l'orario, per capire un po' quanto tempo stava durando il video. Allora, stavo studiando un modo per cercare di trasportare tutto più facilmente. Vediamo. Ufficio dei camionisti 4008. Ne possiamo mettere un altro pure qua. Un parcheggio. Ecco. Ce n'è uno già qui e possiamo metterlo qua giù. Altri 43.000 dollari. Queste case le stiamo finendo. Qua che cosa c'è? Ok. I ribelli ancora rompono le scatole qua. Ma li vogliamo ammazzare? Stanno distruggendo la prigione, ragazzi, attenzione. E l'hanno distrutta. E ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Buonasera. Cioè, ce l'hanno fatta. Vittoria, presidente. Con l'aiuto della mia donna. Oh, sta siccità finalmente è finita. Ma ce l'hanno fatta. Hanno distrutto la prigione questi maledetti. E voi dove state andando? Fortunatamente qua alla fine neanche la distruggiamo, dovete ritornare dentro. Forza. Qualcuno che lavori qua. Gli mettiamo adesso qui un tattico per renderlo. Cioè, i ribelli hanno avuto la meglio sulle nostre difese. Benissimo. Però dico, buonasera. Non è possibile, c'erano i carri armati lì. Non sono riusciti a fermare 4 soldatini. Teniamo sempre sott'occhio questi qua. Forza. Nessuno vuole lavorare? Dove sono? Buongiorno. Vabbè, esiliamolo subito e basta. Perché visto che qua non vuole andare nessuno a lavorare, ci siamo appropriati di 630 dollari. Allora, un altro appartamento. 1 2 3. Sta zona sta diventando adesso mostruosa. Ma sono tutti lì. Cioè,
Dovrebbe esserci un tasto per automaticamente elettrificare tutto. Ecco. Elettrificati. Perfetto. Benissimo. Ok. Ragazzi, continuate sempre a dare consigli. Qua c'è qualcuno che è in sciopero. Qua niente, non vogliono proprio portarglielo quest'oro. Compriamo gli scioperanti con questi 8.000 dollari che abbiamo. La fabbrica di elettronica ci fa perdere solo tantissimi soldi perché non riescono a portargli l'oro. Non mi dite che devo andare a comprare l'oro con la miniera che abbiamo qua, dai. È un'assurdità. C'è 3.347 di oro in output e non riescono a portarglielo. Cioè, ma dai. Devo richiedere qualcuno nella miniera. Al massimo la miniera. Va bene. Allora, la situazione sta peggiorando, ragazzi, rispetto agli scorsi anni. Infatti stiamo perdendo parecchio, anche perché questa non sta lavorando e ci sta facendo perdere un sacco di soldi. Tutto perché non riescono a portargli l'oro. Cioè, se qualcuno mi sa aiutare in questa storia. Visto adesso che abbiamo un po' di soldi, io collocherei un'altra fabbrica qua. L'industria farmaceutica la metterei proprio qua. Facciamo anche farmaci a Tropico. Un sacco di soldi, proprio un sacco di soldi abbiamo adesso. E finirei il video collocando gli ultimi appartamenti appunto in questa zona. Qua ne farei altri. 1, 2, 3. Li finirei tutti con questi soldi che ci rimangono. E a livello energetico come siamo? Ci siamo, perfetto. E a livello turistico vediamo se posso mettere qualche altra cosa. La nave da crociera volevo mettere. Villa sul mare. Ecco, il resort familiare che è anche interessantissimo. Ok. La felicità è aumentata di un pelino. Allora, vediamo di migliorare la fabbrica di cioccolato. La qualità del lavoro aumenta. La fabbrica consuma il 20% di meno di materie prime. Aggiungo il ciclo di produzione. Lavora latte e cacao, trasformandolo in cioccolato e surrogati naturali. Va bene, adesso l'abbiamo potenziato al massimo. Oh, finalmente si inizia a lavorare qua. Oh. Altri soldi dall'Unione Europea. Vediamo come vanno le abitazioni. 51 senza tetto, ragazzi. Potete vedere che il nostro programma di costruzione di case, energia addirittura insufficiente. Ma com'è possibile? Tutte queste centrali che abbiamo messo qua, energia insufficiente. Va bene. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere sempre che cosa ne pensate. La situazione al momento è la seguente. Salviamo.